Francesco. E un 2-3 prova. 2-3 prova. In onda, buongiorno anzi dallo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio. Le immagini vi giungono con l'inquadratura della curva biancorossa, le due squadre che stanno entrando in campo. La Pro Patria con la tradizionale divisa a strisce bianco-azzurre orizzontale, il Vicenza nella divisa bianco-rossa, tra un pubblico abbastanza numeroso, non nella gradinata che avete nella vostra inquadratura, ma qui da dove vi stiamo parlando. È il settimo turno del girone di ritorno per il Vicenza, un altro banco di prova importante contro una squadra che è nei bassi fondi della classifica, ma che sta ottenendo in questo scorcio di campionato dei risultati davvero importanti. E infatti una Pro Patria che nelle ultime 5 partite ha ottenuto gli stessi punti del Vicenza, 10 punti frutto di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e sono anche vittorie di peso perché ha espugnato il terreno, il Mapei Stadium, andando a vincere con la Reggiana lì dove il Vicenza era caduto, poi battuto il San Marino, e questo non è una notizia che faccia scalpore con la Cenerentola del campionato. Ma per la Pro Patria ci sono le vittorie casalinghe con Savona e Pro Vercelli, che devono suonare davvero come un monito per il Vicenza per non sottovalutare questa partita. Il Vicenza è reduce dalla bella vittoria sonante contro il Feralpi Salò. Aspettiamo anche le notizie che ci comunicherà Franco Lagamba dei campi dove sono impegnate Pro Vercelli e Entella. Entella in casa col Sudtirolo, Pro Vercelli anch'essa in casa con il Como. Prima del fischio dell'arbitro che avverrà fra pochi istanti, la lettura delle formazioni. Cominciamo dalla Pro Patria che schiera Feola, Andreoni, Mignanelli, Calzi, Spanò, De Biasi, Mella, Tonon, Moscati, Gabbianelli, Siega. In panchina Vavassori, Zaro, Taino, Ghidoli, Casiraghi, Giorno e Chiodini. L'allenatore è il secondo, è Giorgio Colleoni, perché è squalificato Colombo, il mister titolare della cattedra di Busto Arsizio. Tutto è pronto per l'inizio, andiamo a vedere le formazioni, la formazione del Vicenza mentre partono adesso le squadre. Il Vicenza con Ravaglia, Gentili, Delia, Castiglia, Murolo, Camisa, Sbrissa, Jadid, Maritato, Giacomelli e Tulli. In panchina Alfonso, Elasni, Anaclerio, Cinelli, Padovan, Corticchia e Chiriboc. La giornata è splendida, lo vedete dalle nostre immagini, terreno in perfette condizioni, temperatura primaverile qui al Carlo Speroni. I presupposti per assistere a una bella partita ci sono tutti, auguriamoci, e questo ovviamente è il presupposto principale, che il Vicenza confermi quanto di buono ha fatto vedere nelle ultime partite. È un Pro Patria che gestisce il primo pallone in fase difensiva con il tocco di Feola in direzione di Mignanelli, pallone gestito da Gabbianelli. Adesso sulla sua verticale c'è il controllo di Siega, fermato dall'azione del Vicenza che deve rinunciare a tutta la catena di destra squalificata. Padalino e Mustacchio, gioca dal primo minuto Sbrissa ed è proprio lui a dare il via alla prima azione offensiva del Vicenza, fermato al limite dell'area di rigore da Calzi. Parte il contropiede della Pro Patria con Camisa che tocca all'indietro per Murolo con il sinistro al volo. Murolo a cercare Jadid proprio sotto la nostra postazione, fermato in fallo laterale, e la palla è uscita con una segnalazione in ritardo del guardaline Trasarti di Teramo. La terna arbitrale composta dall'arbitro il signor Riccardo Ross di Pordenone, coadiuvato appunto da Trasarti e da Boz di Aosta. Castiglia a gestire il pallone a centrocampo, Vicenza che si schiera con il ormai consueto 4-2-3, Gentili va sulla fascia destra, Camisa e Murolo sono i centrali, Delia a sinistra, davanti alla difesa Jadid e Castiglia, poi il tridente Sbrissa, Giacomelli e Tulli a fare da supporto all'unica punta Maritato, che va a segno da 4 partite consecutive, e questo ovviamente è anche un augurio scaramantico perché Maritato non interrompa qui allo stadio Speroni di Busto Arsizio la sua
splendida serie positiva. Da Murolo il pallone per Camisa con i due centrali biancorossi che dialogano sulla propria linea di tre quarti di campo. Giacomelli a cercare di toccare il pallone in direzione di Sbrissa che giocherà largo sulla destra, Giacomelli centrale e Tulli a sinistra nel tridente di cui parlavo poc'anzi, alle spalle di Pier Giuseppe Maritato. La rimessa in gioco di Mignanelli, il tocco all'indietro di Siega, ancora Mignanelli a cercare Moscati, fermato di testa da Murolo, poi Castiglia di nuovo a cercare Sbrissa, Jadid, fasi di gioco queste di questi primi 3 minuti in cui si combatte molto a centrocampo. Vicenza sta cercando di prendere in mano l'iniziativa. Adesso commesso il fallo su Jadid, calcio di punizione per i biancorossi da Jadid, pallone lungo a cercare Maritato, l'uscita di Feola che si allunga il pallone in calcio d'angolo sul disturbo di Maritato, che va regolarmente ad impedire al giovane portiere della Pro Patria di abbrancare il pallone, quindi un calcio d'angolo letteralmente regalato ai biancorossi sull'errore di Feola e sulla caparbietà di Maritato, che è andato a disturbare l'intervento del portiere. Il cross di Jadid, pallone messo fuori di testa e definitivamente liberato da Mella, parte il contropiede della Pro Patria con il Vicenza sbilanciato, provvidenziale il tecche di Castiglia che addirittura va a prendersi anche il fallo laterale. Va Jadid, che era in quella posizione perché aveva appena battuto il corner, lascia l'incombenza della battuta il numero 2 Matteo Gentili chiama in causa Giacomelli, da Giacomelli all'indietro ancora per Gentili, ma la rimessa sarà per la Pro Patria perché sul tocco di Giacomelli la sfera aveva già varcato la linea di fondo. Allora rimessa in gioco in favore dei biancazzurri di casa, si è riempita anche la tribuna di fronte alle nostre telecamere, dando davvero un bel colpo d'occhio allo stadio di oggi, complice anche la bella giornata e il bel momento, dicevamo, della Pro Patria oltre che del Vicenza, seguito da molti tifosi anche oggi qui a Busto Arsizio. L'azione di Andreoni che sulla fascia ingaggia un duello con Castiglia, va sul fondo Andreoni, mette il pallone verso il centro e Gentili deve riparare in calcio d'angolo. Applausi del pubblico di casa per quello che è il primo corner della partita in favore della Pro Patria e la bella iniziativa dell'esterno Andreoni, esterno basso, gioca con un 4-4-2 la Pro Patria. Andreoni è l'esterno basso di destra, si è spinto in avanti per questo cross messo fuori da Gentili. La battuta del calcio d'angolo va a Gabbianelli, pronto con il sinistro Gabbianelli, ci sono 5 giocatori della Pro Patria in area di rigore. La battuta di Gabbianelli messa fuori da Maritato che colpisce di testa, rimandando però il pallone in calcio d'angolo con il secondo tiro da bandierina consecutivo per la formazione di Colleoni. Ancora Gabbianelli sul punto di battuta, eccolo il cross di Gabbianelli, lungo questa volta, cerca di arrivarci di testa il centravanti Moscati, poi al limite dell'area di rigore Tulli riconquista il pallone, cerca di superare Tonon, ha davanti a sé un altro avversario, doppio dribbling di Tulli, poi azione fermata e di nuovo Camisa a fare da muro, a mettere in fallo laterale. Fase di gioco favorevole alla Pro Patria, se ne sono andati quasi 6 minuti in questo primo tempo, il punteggio ancora di 0-0. Pro Patria che insiste su questa fascia destra, adesso interviene Castiglia, dà respiro alla manovra dei biancorossi servendo Gentili che si volta trovando lo sguardo di Murolo che gli dice di lanciare lungo, pallone per Maritato. Non è esattamente questo il gioco a cui ci ha abituati il Vicenza, con questi lanci dalla retrovia a cercare Maritato. È una squadra che soprattutto in questa ultima parte del campionato ci ha molto abituato a giocare palla a terra. Oggi si trova di fronte a un avversario sicuramente ostico, Maritato, il pallone per Sbrissa che cerca l'imbucata per Giacomelli, capisce tutto centralmente Spanò, poi il controllo da parte di Mignanelli, il tocco per Gabbianelli e parte il contropiede della Pro Patria innescato da Mella che termina a terra, tutto regolare secondo l'arbitro. Allora può ripartire il Vicenza con Castiglia che gestisce il pallone, molto aggressivi i giocatori di casa sul portatore di palla. Adesso Delia è costretto a disfarsi il pallone verso Tulli, sull'incedere da parte di Tonon, un pressing alto asfissiante della Pro Patria che non appena il Vicenza arriva in possesso palla arriva con spesso 2 uomini sul portatore per cercare di trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Jadid, il pallone per Tulli, lungo per Giacomelli, copertura
c'è Spanò che può toccare all'indietro per il portiere Feola, che va al rilancio di testa, poi cerca di prolungare ancora una volta Tonon, pallone controllato da Murolo che calcia però malamente dove il centrocampo orchestrato da Spanò della Pro Patria può gestire il pallone. Tocca Sbrissa, tocca anche Maritato, un po' di confusione in campo. L'ultimo fallo è quello di Maritato, fischia l'arbitro, punizione in favore della Pro Patria che riparte dal tocco di De Biasi. Pallone per Spanò, il capitano della Pro Patria, largo su Andreoni, ancora Spanò, De Biasi. Maritato accenna solo al pressing e allora il tocco di De Biasi all'indietro per Feola, attacca Giacomelli, Spanò va al controllo del pallone, il tocco centrale su Tonon, ancora Tonon, poi c'è un intervento in gioco pericoloso da parte di Andreoni, punizione per il Vicenza con la Pro Patria che ha fatto molto fatica a costruire la sua azione offensiva e allora sarà rimessa laterale per il Vicenza, non calcio di punizione, riparte Murolo e tocca per Camisa. Da Camisa a Gentili, il controllo di Sbrissa fermato ancora una volta da Mignanelli, molto sollecitato Sbrissa in questo inizio di partita dai compagni, più di Tulli. Il Vicenza sembra prediligere la fascia destra per le sue scorribande offensive, lancio lungo per il controllo con il petto da parte di Moscati, l'avanzata di Siega che allarga il gioco su Mignanelli, il cross di Mignanelli forse toccato da Sbrissa e Sbrissa devia il pallone in calcio d'angolo, è già il terzo corner in favore della Pro Patria. Il Vicenza non ne ha ancora battuto uno, anzi solo uno per il Vicenza. Corner sempre dal lato destro della porta, difesa da Nicola Ravaglia. Alla battuta questa volta va Mignanelli, il tocco corto per Gabbianelli, il dribbling cercato su Giacomelli, pallone verso il centro, conclusione di Calzi, ribattuta da Camisa, pallone allontanato ma non c'è ovviamente nessun biancorosso nella metà campo della Pro Patria. Il lancio lungo di Spanò a cercare Andreoni che salta di testa, controllato da Delia. È un inizio difficile per il Vicenza, per carità la Pro Patria non si è proposta con pericolosità dalle parti di Ravaglia, ma sicuramente sta tenendo in mano il pallino del gioco, con il Vicenza che fa fatica a servire la parte alta della sua squadra. Stiamo parlando del tridente Giacomelli, Tulli, Sbrissa e Maritato, una squadra che fa fatica un po' a trovare il raccordo tra difesa e attacco, e allora la Pro Patria ne approfitta, si affida molto ai lanci lunghi la squadra di Coleoni e alle iniziative sulla fascia destra, soprattutto da parte di Andreoni e Mella. Insomma un inizio un pochino in sofferenza. Vicenza che adesso guadagna una rimessa laterale con Delia. Tulli prolunga il pallone su Maritato, colpo di testa di Spanò, ancora Maritato a gestire la sfera, Maritato che la prolunga. È un terreno che comunque presenta delle insidie, vi ho detto all'inizio, in perfette condizioni. Mi sembra comunque, non l'ho assaggiato prima dell'inizio della partita, non sono sceso in campo, ma mi sembra di vedere davvero che ci siano però parecchie buche nel terreno del Carlo Speroni, e anche dalla difficoltà di controllo. Intanto c'è una posizione di fuorigioco di rientro da parte di Giacomelli, dicevo dalle difficoltà di controllo da parte dei giocatori mi pare di capire come il terreno presenti davvero molte insidie. Punizione battuta dalla Pro Patria mentre abbiamo toccato l'11° minuto di gioco, nel punteggio sempre di 0-0 ed è sempre la Pro Patria ad avere il pallone tra i piedi, pallone di Siega che cerca un varco, si accentra Siega, cambia gioco sollecitando dalla parte opposta Andreoni, spinge Andreoni, allora Tulli è costretto ad arretrare, a dare un aiuto a Delia che adesso ha contatto con Tonon, pallone in fallo laterale conquistato ancora una volta dai biancazzurri. Alla rimessa Cristian Andreoni, pronto Andreoni con le mani, la rimessa per Tonon, si gira Tonon, guadagna quasi il fondo, Tonon arriva al cross, la copertura insistita e vincente da parte di Jadid con il pallone che termina fuori, importante per i biancorossi, soprattutto in questa fase iniziale un po' difficile, che ci siano gli aiuti sulle fasce da parte di Sbrissa e di Tulli
per andare ad evitare il 2 contro 1 dei giocatori della Pro Patria in fase offensiva. Abbiamo visto anche in queste circostanze il rientro di Jadid e di Castiglia, dare una mano in difesa, il sacrificio da parte di tutti i giocatori è necessario, e lo va predicando Lopez dall'inizio della sua avventura qui in biancorosso. L'ultimo tocco adesso è di Gentili proprio sotto la panchina di Giovanni Lopez, inquadrato adesso con la rimessa in gioco operata da Mignanelli all'indietro per De Biasi. Ancora un lancio lungo della Pro con Murolo che di testa accompagna verso Camisa. Qualche imprecisione da parte dei biancorossi, non è nel DNA del Vicenza continuare ad insistere su questi lanci lunghi, e lo si vede da qualche imprecisione. Parte la Pro Patria in azione offensiva con Mignanelli, aspetta che arrivi qualche compagno verso il centro, fa tutto da solo Mignanelli, si allunga il pallone, Murolo mette in fallo laterale nel tentativo di servire Gentili, sguardo quasi di intesa tra i due, Murolo impreca per l'errore e palla di nuovo regalata ai giocatori di casa. Gentili fermato fallosamente da Mignanelli, punizione in favore del Vicenza. Ritmi non elevatissimi, ma chi si aspettava un inizio diciamo stile Vicenza Feralpi Salò, con un Vicenza che ha aggredito gli avversari, li ha costretti nella propria area di rigore nei primi 10 minuti in modo praticamente asfissiante. Oggi sta rimanendo un po' deluso la Pro Patria, sembra un cliente piuttosto scomodo per il Vicenza, una squadra solida, rocciosa. Adesso si affida a questo calcio di punizione lungo a cercare Maritato la squadra biancorossa. Gentili deve coprire sull'iniziativa di Gabbianelli, lascia scorrere il pallone in fallo laterale. Gentili, aveva provato Siega ad inseguire il numero 2 proveniente dalle giovanili dell'Atalanta. Jadid, Castiglia cambia fronte servendo Delia, lascia rimbalzare Delia e serve Tulli. Da Tulli in avanti a cercare Maritato, l'intervento con il destro di De Biasi che alza un campanile verso il centro dove si avventa Jadid, si incolla a Mella, il pallone viene riconquistato da Tulli che agisce in una zona del campo che non è propriamente la sua. Adesso Sbrissa si invola, poi Camisa, si gira Camisa e va a cercare Murolo. Con calma il Vicenza prova ad impostare la sua azione, rimbalzi sempre più irregolari sul terreno da Murolo per Delia, ancora per Murolo. Ci avviciniamo al quarto d'ora di gioco, il risultato sempre a reti bianche. Avanza Camisa, il tocco ancora per l'ex Juve Stabia. Delia prolunga con Tulli preso leggermente in contropiede, libera Spanò, intervento da parte di Jadid, con il tacco Jadid cerca di servire Delia, il pallone era terminato fuori a giudizio dei giocatori biancorossi. Adesso c'è una posizione di offside di Moscati sul lancio lungo, un piccolo brivido però ancora per il Vicenza, fa fatica la squadra biancorossa a prendere in mano la partita. Punizione affidata a Ravaglia. Può andare il portiere biancorosso con il destro, mentre tocchiamo proprio in questo istante al 15esimo il lancio lungo di Ravaglia a cercare Maritato che la tocca di testa. Intervento di Tonon, alza anche lui questo campanile, ne abbiamo visti molti in questo inizio di partite. Il fallo di Giacomelli, calcio di punizione, un fallo quasi di frustrazione per un Giacomelli davvero che ha toccato fino a questo momento pochissimi palloni. Punizione affidata ad Andreoni. Palla lunga su Siega che gode di un'inaspettata libertà, adesso scala Gentili su di lui, da Siega il pallone per Mignanelli, la risposta di Ravaglia, l'azione ancora viva, Mignanelli, pallone ribattuto e si salva il Vicenza al 16° minuto. Mignanelli è andato a trovare un bel corridoio sul tocco di Siega. Conclusione ribattuta da Ravaglia, ma siamo già dalla parte opposta con il Vicenza che ha Sbrissa in avanti, punta l'avversario, Sbrissa commette fallo però nel tentativo di riconquistare il pallone, era lo stesso Mignanelli che aveva lasciato libera la fascia. Siega era scalato in copertura, il numero 3 della Pro Patria era andato al tiro, si era trovato in posizione avanzata sul contropiede. Sbrissa ha potuto affrontare il numero 11 Siega che non ha nelle sue caratteristiche quelle di essere un vero e proprio difensore. Siega che adesso va a terra, è riuscito comunque a fermare Sbrissa. Punizione in favore della Pro Patria adesso. Vicenza che ha rischiato molto
qui sulla sinistra, sull'iniziativa del tandem Mignanelli-Siega. Adesso si riparte da Spanò. In avanti Spanò per Moscati, questa volta Ravaglia a gioco facile nel controllare il pallone, serve Camisa, si sbraccia Lopez dalla panchina, Camisa si affida ancora una volta a un lancio lungo nella zona di Mignanelli, un sombrero di Mignanelli su Maritato, il rilancio con il destro, poi Maritato va a commettere fallo rischiando anche un provvedimento disciplinare, calcio di punizione, giocata ad altissimo rischio da parte di Mignanelli, ma gli è riuscita. Il tocco di De Biasi su Gabbianelli, tocco di Siega che sbaglia tutto, ne approfitta Jadid, Giacomelli, tocco corto su Maritato. Queste sono le azioni tipiche del Vicenza, con Maritato che va a subire fallo, punizione. Jadid dice a Castiglia: calma, la batto io questa punizione. Occasione importante per i biancorossi, pallone distante dalla porta, siamo oltre i 30 metri, ma Jadid se lo sistema con calma, quasi volesse anche mettere un po' di paura agli avversari per una possibile conclusione. Parlottano adesso Jadid e Giacomelli, mentre si è creato un capannello proprio al limite dell'area di rigore della Pro Patria. Jadid con ogni probabilità andrà al cross, occasione per il Vicenza, parte Jadid, l'incursione di Tulli, la gira Tulli, spazza via Siega, il pallone è messo in fallo laterale, uno schema questo su punizione, e Lopez che parla con Jadid, ma soprattutto con il suo bersaglio preferito, cioè Castiglia. I dialoghi soprattutto in trasferta tra il mister e il numero 4 biancorosso sono davvero molto molto serrati. Pallone per Ravaglia con il Vicenza che approfitta di questa fase in cui la squadra ha l'inerzia offensiva a suo favore. Jadid allarga per Camisa, resta coperta la Pro Patria con il possesso palla dei biancorossi. Gentili controlla ancora una volta difficile, Castiglia cerca la verticalizzazione su Maritato, chiuso da De Biasi che poi va a subire fallo ancora una volta da Maritato. Calcio di punizione per la Pro Patria, quando il Vicenza ha giocato palla a terra, ha creato quel mezzo pericolo, quel calcio di punizione. Lo ripeto comunque che è un terreno che presenta molte insidie, ricorda molto da vicino quello che abbiamo visto a Lumezzane, dove davvero le gipposità soprattutto dopo un'oretta di gioco erano diventate quasi insopportabili per i giocatori in campo. Pronto al rilancio Feola, pallone lungo a cercare il colpo di testa di Moscati, anticipato da Camisa, colpo di testa anche di Gentili, sfera che termina fuori, impossibile raggiungerla per Sbrissa. Rimessa in gioco per la Pro Patria con Mignanelli, con il petto Siega, ancora Mignanelli, fermato da Gentili. Sbrissa, termina a terra Sbrissa, calcio di punizione per i biancorossi. Gentili si volta all'indietro, ma c'è Moscati in zona pericolo. Allora pallone lungo, Maritato la tocca, si strozza troppo su di lui Giacomelli, allora il colpo di testa non ha effetto perché non riesce a servire il compagno. Riparte il Vicenza dalle retrovie, Delia fermato da Tonon in fallo laterale, rimessa ancora affidata al numero 3 biancorosso. Chiama palla Giacomelli, colpisce di testa Andreoni 2 volte di nuovo per un fallo laterale appannaggio dei biancorossi. Sempre Delia, questa volta per Jadid, ancora su Delia. Tulli lascia scorrere Delia che avanza quasi sul fondo, pallone che gli scivola in fallo laterale, nulla di fatto, sfera che termina fuori. Un'occhiata agli altri campi dove sono impegnate Virtus Entella contro il Sudtirolo e Pro Vercelli con il Como. È sempre 0-0 la situazione anche negli altri 2 terreni in cui il Vicenza ha un interesse. Gentili, tocco per Castiglia, occhio nel controllo di questi palloni perché la Pro Patria è molto aggressiva nel pressing. Camisa si deve affidare a questo lancio lungo cercando Sbrissa, colpisce di testa Mignanelli ma è Giacomelli ad arrivare sul pallone. Rimessa laterale per i biancorossi, ancora una volta il lancio lungo, ancora una volta Vicenza che prova ad avanzare. Giacomelli con il petto, con la testa e con il piede, ma il pallone gli viene soffiato da Gabbianelli.
Camisa lotta con Moscati, ancora Camisa, caparbiamente Camisa allarga il gioco su Tulli, cerca di dare un po' di profondità all'azione Tulli, punta Andreoni, Tulli mette il pallone al centro della terra, velo di Giacomelli, meritato controllo, all'indietro per Castiglia, leggermente in contropiede, palla a terra e il Vicenza diventa pericoloso. Murolo, Delia, c'è Jadid pronto a ricevere il pallone, ancora per Delia, Giacomelli, Tulli avanza, Tulli prova a girarsi, il dribbling secco di Tulli, cross di Tulli, centralmente la diagonale di Mignanelli a chiudere, ancora Castiglia che perde contatto con la sfera, break della Pro Patria, Gentili senza badare troppo alla forma butta in fallo laterale a costo di essere ripetitivo. L'avete visto qualche istante fa anche dall'azione di Tulli, dal velo di Giacomelli, il controllo di Maritato. Quando il Vicenza gioca palla a terra è tutta un'altra squadra e la Pro Patria va in difficoltà. Tulli, Jadid, si fa molto vedere dai compagni, Jadid cerca di smarcarsi quando non è in possesso palla, adesso serve Maritato, tocco leggermente arretrato, Jadid è costretto a servire Murolo, adesso il Vicenza ha decisamente preso in mano le redini del gioco, siamo al 23esimo minuto, il risultato è sempre di 0-0 allo stadio Speroni di Busto Arsizio. Jadid, bella giocata di Jadid, si smarca di un avversario, ne ha subito due addosso, allora si deve disfare il pallone su Castiglia e poi su Gentili, di prima su Sbrissa, ancora per Gentili, bella azione del Vicenza Corale, Gentili arriva sul fondo, mette verso il centro, Giacomelli controlla nel cuore dell'area di rigore, rimette al centro per Tulli all'altezza del dischetto, libera Spanò, Jadid prende il pallone ai 28 metri, ancora Jadid per Castiglia, adesso è un serrate biancorosso, palla larga per Delia, largo ancora per Tulli, questa volta siamo sulla fascia sinistra a provare l'azione offensiva, Delia prova a mettere verso il centro, Maritato controlla con il petto, all'indietro per Castiglia, largo c'è Sbrissa, Castiglia pensa al tiro, va alla conclusione, un paio di tocchi, un paio di rimpalli, Spanò mette fuori, il controllo di Gabbianelli che prolunga il gioco, ma adesso il Vicenza è corto e riesce a coprire bene gli spazi, allora da Camisa all'indietro per Ravaglia, azione di biancorossi che può ripartire da Murolo, Delia, Castiglia, largo su Gentili, Gentili per Sbrissa, prolunga per Giacomelli, si propone ancora una volta Sbrissa, Giacomelli con un no look ancora per Sbrissa, il controllo di Sbrissa che si trascina il pallone fuori, rimessa dal fondo, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siete tornati in collegamento da Busto Arsizio allo stadio Speroni, è sempre 0-0 tra Pro Patria e Vicenza, non è successo davvero alcunché nel periodo in cui non siete stati collegati, adesso è Camisa che deve gestire un pallone non facile, Castiglia se ne disfa servendo Jadid, adesso la Pro Patria è un po' lunga, Jadid vede Sbrissa che è in posizione però di fuorigioco, arriva sul pallone, segnalazione del guardalinee e punizione in favore della Pro Patria. Per chi si fosse collegato solo ora, una partita equilibrata con una prima parte, il primo quarto d'ora con la Pro Patria a cercare di fare un po' più di gioco rispetto al Vicenza, poi piano piano la superiorità tecnica dei biancorossi sta venendo fuori, ci sono stati una decina di minuti buoni in cui il Vicenza si è portato con continuità in avanti, occasioni però non ne sono arrivate, da segnare su taccuino solo una conclusione, un tiro di Mignanelli per la Pro Patria, conclusione dall'interno dell'area di rigore ribattuta da Ravaglia, per il resto portieri assolutamente inoperosi. Rimessa di Andreoni all'indietro per Spanò e da questi a De Biasi. Mignanelli
vede lo scatto di Siega, lo serve con un pallone precisissimo, bel pallone di Mignanelli per Siega, punta Gentili, ancora Siega, doppio passo, Gentili non si fa irretire, chiude il numero 11 della Pro Patria in fallo laterale. I pericoli arrivano soprattutto da qui, soprattutto dalla parte sinistra del fronte d'attacco della Pro Patria, con il tandem Mignanelli-Siega, sono i due che dialogano, il pallone è terminato fuori, Mignanelli va a calciare rabbiosamente il pallone fuori, occhiataccia dell'arbitro Ross, rimessa laterale in favore dei biancorossi. Matteo Gentili, maritato, va a prendersi il pallone, Giacomelli si riesce a liberare dalla guardia di Calzi, il capitano della Pro Patria, fallo di Calzi e punizione in favore del Vicenza. Va a battere Jadid, verso Sbrissa, all'indietro Gentili per Castiglia, ancora Castiglia, cerca di nuovo Sbrissa, Giacomelli in fuorigioco, segnalazione giusta da parte del guardalinee, con la Pro Patria che tiene la linea difensiva molto alta nella speranza che magari con l'andare dei minuti si conceda qualche disattenzione. La formazione allenata oggi in panchina da Colleoni. Spanò palla per De Biasi, Gabbianelli, Spanò, dialogano sulla linea difensiva giocatori di casa, il pallone arriva fortunosamente dalle parti di Gabbianelli, si apre un varco centrale, Camisa chiude su Moscati, sempre più una sicurezza il capitano del Vicenza, Alessandro Camisa ravaglia il controllo con il sinistro, lungo per Maritato, trattenuto anche un po' Maritato, l'arbitro lascia correre, c'è il fallo a centrocampo su Gabbianelli, punizione per la Pro Patria. Ritmi non elevatissimi in questa partita, squadre si stanno equivalendo mentre abbiamo toccato la mezz'ora di gioco. Sbrissa con il petto, doppio controllo a superare Mignanelli, ancora Sbrissa che cerca di superare De Biasi, che rilancia lungo verso Moscati, tallonato da Murolo, il controllo cercato da Tonon, intervento di Delia, tackle di Tonon che arpiona il pallone, Vicenza che riparte da Tulli, ancora Tulli che punta il centrocampo, Calzi gli si fa incontro, azione in solitaria di Tulli, anche Shadid, tanti errori a centrocampo, tanti errori in fase di costruzione, ne approfitta in questo istante la Pro Patria, c'è un errore anche qui, partita non bellissima, è una partita difficile, lo si sapeva, la Pro Patria è una squadra che sta bassa in classifica, è quart'ultima a 22 punti, ma attraversa un buon periodo, ha trovato un suo equilibrio di squadra nonostante una sessione di calciomercato in cui sono stati venduti dei giocatori importanti, uno su tutti Giannone, l'autore del gol della partita d'andata finita 1-1, ma nonostante questo la formazione di Busto Arsizio sta collezionando dei risultati importanti anche contro le cosiddette grandi del campionato. Si sapeva, oggi sarebbe stata molto dura e il campo sta confermando i timori della vigilia. Gabbianelli, Vicenza che comunque pare molto attento, molto concentrato sulla partita. Adesso l'intervento sbagliato di Murolo, che va anche a reclamare la sua innocenza, rischia moltissimo con questo intervento a centrocampo il numero 5 biancorosso. Punizione per la Pro Patria, palla lunga su Siega, Siega va al cross verso il centro, è qualcosa a metà tra un tiro e un cross, conclusione davvero ad altissimo coefficiente di difficoltà. Se gli riesce il gol da lì è il gol davvero della vita. Comunque ha avuto coraggio Siega con il sinistro, pallone lontano dalla porta, ma ancora una situazione intricata nell'area biancorossa e ancora una volta protagonista lì sulla sinistra c'è andato Nicolas Siega. Giacomelli anticipato da Spanò, il tocco all'indietro di Mella, Moscati colto in contropiede, può chiudere Gentili e questi a Delia. Shadid all'indietro ancora per Delia, Ravaglia, Vicenza che fa molta fatica a trovare sbocchi, palla a terra, perché la Pro Patria con questo
4-4-2 che diventa un 4-1-4-1 in fase di non possesso. Davvero sta molto stretta, molto chiusa, e allora vedete come il Vicenza si deve affidare a queste improvvise verticalizzazioni, su cui però per il momento la retroguardia Bustocca ha davvero montato ottima guardia. Rimessa per Delia, può avanzare di qualche metro perché il pallone era uscito lì all'altezza, a una decina di metri dalla bandierina. Ancora Delia che mette verso il centro, stacca Maritato, anticipato di testa da De Biasi, al limite dell'area di rigore prolunga Siega, che termina ancora una volta sul fondo. Gentili per Castiglia, ancora per Gentili, sbagliato il tocco di Gentili per Castiglia, ci va Mignanelli, la gira Gabbianelli, Siega, c'è il fallo su Moscati da parte di Camisa, falli continuati un po' in fase difensiva da parte di biancorossi. La paura e il timore è che al prossimo intervento l'arbitro possa estrarre il giallo per continuità di interventi, perché anche Murolo per il momento è entrato in modo abbastanza ruvido su Moscati. Non che i difensori della Pro Patria si siano risparmiati, per la verità. Gabbianelli si complica un po' la vita, tocca all'indietro per De Biasi, e da questi a cercare il proprio portiere Feola, che deve mettere in fallo laterale sul pressing di Giacomelli che incita i suoi a salire. Siamo al 34esimo minuto di gioco, sempre a 0-0 Pro Patria Vicenza, rimessa affidata a Gentili. Giacomelli, il controllo, Mignanelli a rilanciare con il destro, a cercare Moscati, Camisa di testa, ci va Gentili, tocca con il petto Siega, e Gentili è stato bravo qui a prendersi la posizione, a guadagnarsi la rimessa in gioco. Vicenza che viene in avanti in forza adesso, Jadid, dribbling su Mella, intervento in chiusura di Calzi, parte la Pro Patria. Tonon sulla corsa da parte di Andreoni, pallone che come vedete scivola rapidamente, velocemente in fallo laterale. È un terreno insidioso, un terreno difficile. Camisa, Gentili, primo tempo che ricorda molto da vicino davvero quello di Lumezzane, non solo per il terreno di gioco ma anche per la povertà di emozioni e per l'equilibrio che c'è in campo, e ovviamente ci auguriamo che il finale possa essere lo stesso. Murolo, palla lungo per lo scatto di Tulli che coglie in contropiede Andreoni con una spallata riesce d'astuzia a togliere il tempo a Tulli, poi di testa Murolo, ancora Tulli che scatta ma c'è punizione di offside segnalata dal guardaline, punizione per la Pro Patria. La battuta per il portiere Feola. Chiedo al nostro cameraman Ezio Copiello se riesce ad inquadrarmi Giovanni Lopez davanti alla panchina, un'espressione che la dice lunga. Ci togliamo un attimo dal campo, eccolo qui, l'inquadratura prontissima per un Giovanni Lopez pensieroso, non urla più di tanto in questo primo scorcio di partita. Si consulta adesso con la panchina. È un primo tempo di non facile lettura, un equilibrio assoluto in campo, con un Vicenza che fa fatica, è un Vicenza lontano dal Vicenza spumeggiante delle ultime partite, quello col Feral Piselò, anche soprattutto nella parte finale con il Venezia, con la Carrarese. Insomma, una squadra che sta affrontando un avversario tosto. Moscati, un tuffo di Moscati che non coglie la benevolenza dell'arbitro, parte Tulli in contropiede, chiude Andreoni, ancora Andreoni centralmente riconquista Castiglia, vede Tulli, gli serve il pallone sperando che non sia troppo lungo, Tulli lo tiene in campo, no, è andato in fallo laterale, ci ha provato Tulli, buona l'idea di Castiglia ancora una volta, spiace dirlo ma il terreno, spiace essere così ripetitivi, ma il terreno davvero non aiuta le giocate della squadra di maggior qualità. Murolo, Gabbianelli, tocca all'indietro, Feola deve andare Maritato in pressing, allora il tocco di Feola per De Biasi. Siega, scala subito Gentili su di lui, gli va a sporcare il pallone, Giacomelli, Siega taglia tutto il campo in diagonale, c'è il fallo di Tulli e l'arbitro mette mano al cartellino, ve l'avevo detto, ammonizione per la continuità di interventi, e Tulli
era tra i diffidati, Tulli figurava tra i diffidati e salterà la prossima gara, quella di domenica al Menti contro l'Albino Leffe. Mi ricordo che oggi mancano per squalifica Padalino e Mustacchio, mancherà domenica prossima Giacomo Tulli. Punizione per la Pro Patria. Mignanelli, cross di Mignanelli, di testa, manco a dirlo, ci va Camisa. Il controllo di Gabbianelli, all'indietro Siega per Calzi e di questi a Spanò per Andreoni. Andreoni ancora su Calzi che alza il pallone a cercare Moscati. Camisa, l'ultimo tocco è proprio di Camisa, quarto corner per la Pro Patria. No, non è un finale favorevole al Vicenza. 38esimo minuto di gioco, corner questa volta sul palo di sinistra della porta di Ravaglia e ci va Gabbianelli. Pronto la battuta a Gabbianelli, tutto il Vicenza in area di rigore. Ecco il cross di Gabbianelli, pallone molto lungo a cercare Siega. Siamo dal lato opposto, il controllo di Siega, all'indietro per Mignanelli, di nuovo pallone verso il centro, pericolosissimo, palla che resta lì sul dischetto del rigore, lo calcia lontano Castiglia, poi ci va Jadid, occhio alla possibilità di contropiede che parte con Giacomelli, Giacomelli trattenuto, ancora Giacomelli, 4 su di lui. Guardate come la Pro Patria è stata pronta a ripartire in difesa, ma Maritato va a prendersi la sfera, ancora Maritato, duello fisico di Maritato che va a subire il fallo di De Biasi, punizione in favore del Vicenza. Bravi Giacomelli e Maritato a ripartire in questa circostanza, in una situazione pericolosa al limite dell'area di rigore del Vicenza. Maritato si va a guadagnare un buon calcio piazzato. Punizione per il Vicenza, ci andrà Jadid ovviamente e salgono Murolo e Camisa. Intanto Lentella passa in vantaggio col Südtirol, 1-0 dell'Entella in casa col Südtirol. Qui il Vicenza è sempre sullo 0-0 con la Pro Patria. Vicenza terzo a 35 punti, Lentella 41, adesso sale a 44 Lentella, il Vicenza 36, Provercelli 38 con il pareggio di oggi a 39. Insomma il Vicenza sollecitato ancora di più dal vantaggio dell'Entella a cercare il risultato pieno. Parte Jadid, pallone verso il centro e l'ultimo tocco di un giocatore della Pro Patria in calcio d'angolo, mischia pericolosa in area sulla punizione di Jadid. Secondo corner per i biancorossi, affidato ancora una volta a Jadid, 40esimo minuto di gioco. Va Jadid dalla bandierina a mezza altezza, si inserisce nell'azione Tulli sulla linea, ma c'era posizione di offside, posizione di fuorigioco sull'ultimo tocco di Tulli. Il pallone era stato respinto sulla linea, ma a gioco fermo, quindi nulla di fatto su questa iniziativa dei biancorossi in avanti. Davvero pochissime le emozioni fino a qui. Camisa di testa, ci va anche Jadid, prova a prolungare su Tulli, avanza Andreoni, ancora Andreoni a larghe falcate, ancora Andreoni al limite dell'area, la conclusione, palo della Pro Patria, colpita con una conclusione di sinistro da parte di Tonon ha preso il palo per la Pro Patria. Dopo, eccolo qui, lo andiamo a rivedere, l'iniziativa di Andreoni, il pallone scivola verso Tonon che al limite dell'area di rigore lascia partire il sinistro, è battuto Ravaglia, il palo salva la squadra biancorossa. Rivediamo proprio il momento in cui il pallone va a scheggiare il palo di destra. Pro Patria vicinissima al gol del vantaggio, è l'emozione più importante della partita. Tonon a colpire il palo. 41-20 adesso, chissà che non suoni come una sveglia per i biancorossi questo scampato pericolo. Murolo per Delia, lungo Delia a cercare Giacomelli contro Spanò, lo anticipa Spanò,
Ancora Tonon che tocca il pallone su Gabbianelli, a terra 2 giocatori della Pro Patria, si prosegue, Castiglia lotta a centrocampo, l'arbitro dice tutto regolare, allora si prosegue con Camisa che tocca per Shadid, a qualche metro davanti a sé Shadid, si porta avanti il pallone, può pensare anche al tiro, contrastato da Tonon, Shadid con il sinistro, in precario equilibrio, pallone lontano dai pali, ha fatto bene a mio giudizio a provarci Shadid perché gli altri giocatori biancorossi in avanti erano tutti marcati, ha provato la conclusione con il sinistro in equilibrio davvero molto molto precario, pallone che è terminato lontano dai pali. Pronta la rimessa in gioco di Feola. Pallone direttamente in fallo laterale, non ci arriva a Siega, uno dei più positivi senz'altro dei suoi in questo primo tempo. Alla battuta va Gentili, Castiglia, Maritato, prolunga su Sbrissa, Mignanelli, il dribbling secco di Mignanelli su Sbrissa, palla ribattuta da Maritato, ancora Mignanelli e Sbrissa, ci va Giacomelli adesso in aiuto del compagno, toglie il pallone all'avversario, poi il campo finisce e Giacomelli ci trascina il pallone fuori. Buona volontà da parte dei biancorossi, imprecisione però in fase di costruzione della manovra, una squadra di fronte al Vicenza sicuramente tonica, sicuramente difficile, ecco che ne scaturisce un primo tempo che si va ad avviare verso la sua conclusione, mancano meno di 2 minuti, un primo tempo in cui il Vicenza ha sofferto e il palo colpito da Tonon è davvero una situazione in cui i biancorossi hanno rischiato molto. Rimessa per Delia, Jadid trova Castiglia, riparte la Pro Patria da Siega, avanza il numero 11, duello con Gentili che lo chiude, si lamentano gli spettatori della Pro Patria per un intervento di Gentili con il gomito, a terra Siega, vediamo se c'è modo di avere il replay. Siega si è gettato a terra colpito quasi da una gomitata, almeno così aveva dato la sensazione che fosse. Andiamo a rivedere, eccolo qui, Gentili e Siega, andiamo più avanti, andiamo qualche frame più avanti con Gentili, eccola qui la manata ma assolutamente involontaria nella corsa, eccolo, adesso c'è il tocco di Gentili, eccolo qui, lo vedete, con il destro va a colpire in modo secondo me assolutamente involontario Siega, ha allargato il braccio ma nella corsa Gentili è un granatiere, Gentili che sarà ospite domani sera da noi a Rigorosamente Calcio in diretta alle 21 su TV a Vicenza. Colpo di testa da parte di De Biasi, Delia, pallone riconquistato dalla Pro Patria con Tonon che va al controllo della sfera contro Jadidi, 2 numeri 8, poi Tonon si va a prendere il pallone, è tutto per un primo tempo senza recupero, una Pro Patria vicino al gol con quel palo, davvero poche situazioni pericolose, si va negli spogliatoi con uno 0-0 che a mio giudizio è giusto. Il Vicenza, se vorrà far sua la partita, dovrà davvero cambiare marcia per il Vicenza, davvero nessuna occasione pericolosa, inoperoso Feola, è 0-0 Busto Arsizio, qualche istante di pubblicità e poi torneremo di nuovo in diretta dallo stadio Speroni per il secondo tempo di Pro Patria Vicenza. Pro Patria Vicenza 0-0 dopo i primi 45 minuti, pochissime emozioni, un palo scheggiato dalla Pro Patria con Tonon, allora nell'intervallo, come vedete dalle nostre immagini, devono ancora rientrare in campo le due squadre, qualche battuta intanto con Dario Cassingeno, amministratore delegato del Vicenza, le impressioni dopo questi primi 45 minuti. Ma la gara è difficile come ce l'aspettavamo, nel senso che anche all'andata hanno dimostrato di saper giocare bene a pallone, la Pro Patria nonostante le cessioni di gennaio e l'assenza di Serafini comunque ci sta mettendo in difficoltà, dovremmo trovare il modo di scardinare la difesa se vogliamo portare a casa una vittoria, che credo sia l'unico risultato che sia interessante e utile oggi al Vicenza. Anche perché, bene ricordarlo a tutti,
ci si crede molto in questo finale di campionato, ne mancano 9 alla fine, ma è un Vicenza che ha ingranato la marcia e vuole provare a giocarsi tutte le sue chance fino all'ultimo per arrivare primo. Ci dobbiamo provare, abbiamo recuperato un po' di punti sulle prime, adesso secondo me i ragazzi è quello che vogliono, perché penso ce l'abbiano dentro, abbiamo rinnovato ancora di più il gruppo, secondo me a gennaio Paolo Cristallini ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista tecnico, quindi è inutile dire che non ci vogliamo provare, poi non so se ci riusciremo, però l'obiettivo di tutti è di provarci fino all'ultimo minuto dell'ultima partita. Ringrazio Dario Cassingena, amministratore delegato del Vicenza, e chiedo a Giancarlo Tamiozzo del Giornale di Vicenza che partita ha visto lui. Io in cronaca diretta ho detto mi è sembrato di rivedere la riedizione di quel primo tempo di Lumezzana e Vicenza, anche un po' per scaramanzia, perché dopo alla fine si vinse con il fantastico gol di Tiribocchi. Sono le tue stesse sensazioni? Oggi vedi una partita difficile, intanto le squadre stanno rientrando in campo, come l'hai letta tu? Dunque, sicuramente un primo tempo molto al di sotto delle aspettative per quello che riguarda il Vicenza, un primo tempo deludente in cui i biancorossi non sono riusciti minimamente a impensierire il portiere avversario e anzi hanno corso qualche rischio. Speriamo che nel secondo tempo si registri un'inversione di tendenza ma totale, perché c'è bisogno della vittoria per continuare a pensare in grande, e credo che sia giusto pensare in grande perché questa squadra ha i mezzi per farlo, però bisogna assistere a un secondo tempo diametralmente opposto rispetto al primo. Io nel primo tempo ho detto incide molto anche il terreno, perché la squadra più tecnica, in questo caso il Vicenza, che è abituato a giocare a palla a terra, ne risente sicuramente di più della Pro Patria. C'è un cambio nelle file di biancorossi, è pronto ad entrare Cinelli in sostituzione, vedremo di chi. Il terreno quanto incide secondo te rapidamente, Giancarlo? Cinelli al posto di Sbrissa. Incide ma non in maniera decisiva secondo me, perché secondo me i terreni incidono quando sono veramente disastrati. Questo è brutto, è vero che ti complica la vita se devi far gioco, però la Pro Patria ha comunque colpito un palo e ha costretto Ravaglia a un intervento difficile. È una squadra composta per la maggior parte da ragazzi del 90, e quindi sì, insomma, terreno o non terreno, il secondo tempo deve andare in maniera diversa, ecco. Grazie a Giancarlo Tamiozzo del Giornale di Vicenza. Allora tutto è pronto, le due squadre schierate partono adesso per il secondo tempo, ancora 45 minuti. Il Vicenza attaccherà sotto la curva dei suoi sostenitori, dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, e vi ricordo quello che abbiamo detto qualche istante fa: nel Vicenza c'è stato un cambio. Sbrissa, che davvero ha inciso pochissimo sulla gara, lascia il posto a Cinelli, quindi non vedremo più il giocatore con la maglia numero 7 ma col numero 15 Cinelli. La Pro Patria non ha effettuato cambi e staremo a vedere come cambierà la squadra biancorossa con l'uscita del suo esterno di destra nel tridente e l'ingresso di Cinelli, che è andato a prendere il posto centrale. Vediamo un po' anche si muterà la disposizione tattica della squadra biancorossa che è in possesso di palla adesso con una rimessa affidata a Gentili. Rimessa di Gentili per Maritato, con il petto Maritato per Tulli. Gestisce il pallone Tulli verso Castiglia. Maritato che era in posizione di offside, gioco fermo sul tentativo di inserimento di Tulli e calcio di punizione in favore della Pro Patria. Punizione affidata a Feola. Lancio lungo, il controllo di Moscati dopo il tocco di Tonon. La gira Moscati, posizione di offside da parte di Mella. Era comunque uscito Ravaglia con il tempo giusto per controllare la sfera. E quindi c'è calcio di punizione in favore del Vicenza. Delia. Alla lunga di Delia a cercare il nuovo entrato Cinelli. La tocca di testa Calzi e mette in fallo laterale. Avanza Delia per battere. Cerca e trova Giacomelli. Delia, posizione di fuorigioco di Cinelli sul tocco
di D'Elia. L'abbiamo visto anche nel primo tempo, la Pro Patria tiene una difesa molto arcigna ma anche alta, e spesso i giocatori biancorossi sono andati in fuorigioco. L'augurio, la speranza, l'auspicio è quello in qualche modo di assistere a una distrazione su questa difficile condotta difensiva. Un altro fuorigioco di Maritato, a conferma di quanto vi andavo dicendo poc'anzi. Alla battuta va De Biasi. Il lancio da parte di Gabbianelli per il colpo di testa di D'Elia. Controllo di Calzi che perde un brutto pallone per la Pro Patria a centrocampo. Siamo in 4 contro 3. Giacomelli servito da Maritato. Avanza Giacomelli quasi al limite. La mette verso il centro. Il pallone sporcato appena da Spanò. E la Pro Patria che in qualche modo si salva. Poi un bel dribbling di Tonon su D'Elia. Poi sbaglia tutto Tonon servendo Gabbianelli. Vicenza che nella ripartenza non è riuscito a sfruttare appieno la superiorità numerica. D'Elia controlla, serve Cinelli, il tocco per Giacomelli, spostato sull'out sinistro, cross lunghissimo di Giacomelli, destinato sul fondo, si impegna Tulli nel ricorrere la sfera, non riesce a tenerla in campo, pallone che è terminato fuori. Si lamentano gli ultras biancorossi con il guardalinee, ma il pallone era scivolato sul fondo. 4 minuti di questo secondo tempo, 0-0 tra Pro Patria e Vicenza. Spanò, ci va Maritato a disturbare, a recuperare il pallone, dribbling di Giacomelli, ancora Giacomelli che supera Calzi, Giacomelli ai 20 metri, tiro di Giacomelli, anche lui in precario equilibrio, pallone che termina sopra la traversa. Azione costruita sul caparbietà di Maritato, che è andato a prendere un pallone all'avversario. Poi Giacomelli in qualche modo si è portato ai limiti dell'area di rigore. Lì però la Pro Patria, molto chiusa, è riuscita ad impedire che Giacomelli arrivasse ad una conclusione pericolosa con il petto Jadid. Termina a terra, si lascia cadere Tonon. Jadid, pallone lungo per Giacomelli. Giacomelli che punta Spanò, è un cliente difficile Spanò, brevilineo ma molto duro. Fuorigioco di rientro di Moscati, punizione per il Vicenza che ha iniziato questo secondo tempo cercando, almeno nelle intenzioni, di imprimere un altro ritmo nella partita. Adesso la punizione va ovviamente battuta dalla propria metà campo, perché è stato segnalato il fuorigioco e chiaramente la punizione andrà battuta da lì. Parlano Murolo e Lopez quasi sconsolato. Cinelli, Giacomelli, lungo per D'Elia, chiusura di Spanò, un rimpallo che poteva favorire il numero 3 biancorosso. Pro Patria che esce dalla sua area con difficoltà, va a riconquistare Jadid che prende un calcione da Tonon. Si è sentito fino a qui il tocco di Tonon, assolutamente un fallo onesto, come si dice in queste circostanze, su Jadid, ma fallo che c'è. Punizione per il Vicenza che cerca, ripeto, di portarsi con continuità dalle parti del portiere Feola. Va Jadid alla battuta a cercare Giacomelli, tocca di testa Spanò, sarà calcio d'angolo per il Vicenza. Corner numero 3, sale ovviamente anche il coro dei tifosi biancorossi. Ci va Jadid e salgono tutti dalle retrovie. Murolo, Gentili, Camisa sono nel cuore dell'area di rigore, oltre a Maritato e Tulli. Ecco la battuta di Jadid, molto alta, stacca Murolo, sarà di nuovo calcio d'angolo. Di nuovo corner per il Vicenza. È in parità il conto dei tiri della bandierina, 4-4. Noi ovviamente osserviamo sempre assieme a Franco Lagamma i risultati che arrivano dagli altri campi, con Lentella che è in vantaggio per 1-0 e la Pro Vercelli sta facendo 0-0. Jadid alla battuta, pallone che arriva dalle parti di Murolo, lo tocca di testa Murolo, pallone lontano dai pali. Trovato il tempo per staccare Murolo sul calcio d'angolo di Jadid, colpo di testa. Un pallone che è terminato fuori. Rimessa dal fondo per Feola. Palla lunghissima, Murolo di testa. Giacomelli.
Il tocco di Giacomelli sporcato da Andreoni, che poi si impegna nella rincorsa della sfera, si lascia cadere Giacomelli, controlla con il braccio, l'arbitro fischia qualcosa, fischia il fallo di mano di Giacomelli, punizione, ha lasciato correre l'arbitro, anche il guardalinea è sembrato piuttosto interdetto nella gestione di questa azione. Adesso alla fine l'arbitro dice calcio di punizione per il fallo di mano di Giacomelli, che si è lasciato cadere. No, è un fallo laterale, incredibile davvero, cambiato tutto, il pallone secondo me non era nemmeno uscito, quindi rimessa laterale per Andreoni. Moscati, controllo di Mella, decisione cervellotica dell'arbitro, cross di Andreoni che cavalca tutta l'area di rigore, supera tutta l'area di rigore, il Vicenza riesce a liberare poi con Gentili che fa carambolare la sfera addosso a Siega. Non è cambiato il leitmotiv di una partita ancora bloccata, oltre che nel risultato anche sotto il profilo del gioco. Alla lunga per il fuorigioco da parte di Moscati. Adesso, se si può, è anche più spezzettato di prima il gioco rispetto al primo tempo. Vicenza che riparte da Jadid, Delia, ancora per Jadid, dribbling in mezzo a tre avversari di Jadid, ne supera tre Jadid con una bella giocata, alza la testa, cambia completamente il fronte servendo in controtempo un po' Tulli, va a prendersi il pallone, numero 11 del Vicenza, serve Cinelli, allarga Cinelli dalla parte opposta, è una sassata su cui Giacomelli davvero non può arrivare. Cambi di gioco chiesti da Lopez per cercare di scardinare la guardia difensiva della Pro Patria. Rimessa affidata da Andreoni, la riconquista a Castiglia dopo l'errore di Mella e ancora sbaglia Castiglia, tante imprecisioni, Vicenza che fa fatica a decollare. Sono le classiche partite in cui una giocata davvero può decidere tutto. Gentili stacca di testa, Jadid contro Tonon, Castiglia reclama per un fallo di mano, tutto regolare, Tonon, intervento falloso di Camisa, no mas dice l'arbitro, l'ultimo che concede ai giocatori biancorossi, anche perché Camisa tra l'altro fa parte dei diffidati e quindi anche lui dovrebbe rinunciare, oltre a Tulli, alla partita casalinga contro l'Albino Leffe in caso di cartellino giallo. Pallone buono di Gabbianelli in avanti per Mignanelli, cross interessante di Mignanelli, Delia copre su Tonon, lascia scorrere il pallone, credo che la rimessa sia biancorossa, così è, nessuno ha toccato la sfera. Va Delia a riprendere il gioco, alla lunga di Delia a cercare Maritato che la tocca di testa verso Giacomelli che non riesce a tenere in campo il pallone dopo aver superato Spanò. Pro Patria ancora in possesso palla, Andreoni, molto fisica la formazione di Colleoni, Murolo cade a terra, il fallo e il calcio di punizione questa volta per i biancorossi. Si sono moltiplicati gli scontri a centrocampo, complice anche un po' di stanchezza delle due squadre. Adesso abbiamo toccato il 12° minuto del secondo tempo, il risultato è sempre di 0-0. Camisa al rilancio su Tulli, tocca in qualche modo Tulli, vince un rimpallo, c'è fallo di mano, punizione, occhio, attenzione, Tulli per il fallo di mano, espulso. No, non sono d'accordo, perché il fallo di mano di Tulli è stata una carambola, espulsione di Tulli, non l'ho visto assolutamente volontario il tocco di Tulli con il braccio, espulso Tulli, era l'unico giocatore ammonito, poi è andato con il braccio, vedete le proteste dei biancorossi. Adesso il Vicenza in 10 uomini, c'è andato l'arbitro Ross, doppio cartellino per Tulli che scuote la testa. Vediamo se c'è la possibilità di avere il rallenti di questo tocco con il braccio. Eccolo qui, il lancio da parte di Camisa in direzione di Tulli, pallone che arriva verso Tulli che salta
tocca qui con un braccio, no, il tocco è successivo, poi ecco, in questo momento, ma sinceramente a vederla così mi pare assolutamente involontario. Forse qui si porta avanti il pallone con il braccio, siamo un po' lontani, tutto da decifrare, ma ripeto, anche rivedendola l'azione mi restano dubbi enormi sulla decisione arbitrale. Il Vicenza è in 10 uomini, espulso Giacomo Tulli, partita che si complica ulteriormente per i biancorossi. Adesso vedremo se Lopez proporrà qualche aggiustamento tattico. Vicenza è in 10. Mignanelli, la chiusura di Camisa in fallo laterale. Una partita dura ma assolutamente corretta, prova ne sia che solo Tulli era finito tra gli ammoniti, tra l'altro per un fallo assolutamente veniale, una munizione dovuta più che altro a una continuità di interventi fallosi da parte dei biancorossi, cosa che è successa anche, va detto, nelle file dei biancazzurri. Tulli ne ha fatto le spese un po' per tutti e adesso con questo tocco di mano volontario non volontario a centrocampo, fatto sta che l'arbitro ha deciso di cacciare fuori il numero 11, senza che resta con Maritato davanti e Cinelli che deve avanzare un po' il baricentro della sua azione. Adesso Giacomelli va a prendersi un pallone dopo che Maritato ha lottato a centrocampo. Castiglia allarga il gioco a cercare proprio Cinelli, il controllo di Mignanelli, si lamenta Cinelli per un tocco forse con il braccio, parte il contropiede con Moscati francobollato da Camisa che tocca per Murolo, al rilancio lungo Murolo in una zona del campo dove agisce Tonon, da questi a Calzi allarga il gioco su Siega, avanza Siega, punta Delia, Siega all'indietro per Gabbianelli largo su Mignanelli, ancora il numero 10 Siega, si chiude il Vicenza in inferiorità numerica, pallone nel corridoio per Mignanelli verso il centro e Camisa rischia mettendo il calcio d'angolo. 14:44, Camisa ha salvato rischiando l'autogol sul cross rasoterra di Mignanelli. Il conto dei corner per la Pro Patria sale a 5. Pronta la battuta del calcio d'angolo. Mignanelli, pallone corto toccato da Gabbianelli e poi spazzato via dalla difesa. La rimessa per la Pro Patria va a Siega che cerca di sfruttare la superiorità numerica della Pro Patria dovuta all'espulsione di Tulli. Lotta Moscati con Gentili, fallo del numero 9 e punizione per i biancorossi. E adesso ovviamente con la squadra in inferiorità numerica bisogna anche fare due conti, capire se non sia meglio limitare i danni o rischiare. Lì ci deve pensare Giovanni Lopez con i cambi, eventualmente Jadid va alla conclusione, un pallone morbido che non può far paura dalle parti di Feola. Va il portiere Bustocco alla rimessa, toccata di testa da Moscati, ma l'ultimo a sfiorare è stato Camisa, quindi rimessa per Mignanelli. Siega all'indietro per Gabbianelli, lungo per lo scatto di Mignanelli, coperto da Camisa, pallone che termina fuori e Ravaglia può andare alla rimessa in gioco. Lopez studia la situazione, parla molto oggi con Praticò e con tutti i componenti della panchina, batte le mani, l'avete visto nelle nostre immagini coordinate come di consueto alla regia da Lorenzo Settin, il cameraman Ezio Copiello. C'è un tentativo di rimettersi in campo da parte del Vicenza adesso con un uomo in meno
per provare a rendersi pericoloso. In ogni caso occhio, perché scatta il giallo per Gentili, ammonito Gentili, intervento fuori tempo su Siega, ammonito Gentili, finisce anche lui nel taccuino dei cattivi, non era tra i diffidati Matteo Gentili. Punizione battuta, pallone largo a cercare Andreoni, la conquista Delia in 4 della Pro Patria, salgono a far pressing, ma Delia riesce a far carambolare la sfera contro Moscati. Rimessa laterale per il fluidificante esterno del Vicenza con la maglia numero 3. Jadid gira di prima intenzione, di testa Tonon, va a prendersela Mella, poi Camisa che supera sullo slancio Siega, avanza Camisa e serve dalla parte opposta Cinelli. Pallone centrale per Maritato, controllo con il petto, se lo allunga troppo Maritato, ancora molto lontano dalla porta Pier Giuseppe Maritato, non è riuscito oggi a rendersi pericoloso. Spanò, Andreoni con il sinistro, Andreoni, Camisa al controllo, Camisa che è scalato sull'esterno destro lasciando Gentili centrale. È una buona trama questa del Vicenza. Jadid per Giacomelli, si sovrappone Delia, lo serve Giacomelli, ancora per Delia, il cross, ci va Cinelli, non riesce a prendersi il pallone. Coraggioso poi Gabbianelli ad andare a impedire il tiro a Jadid. Occhio perché il Vicenza è scoperto, parte il contropiede della Pro Patria. Gabbianelli si sistema il pallone sul sinistro, Gabbianelli va alla conclusione lontano dai pali, squadre che si sono un po' allungate, occasione per il Vicenza, poi occasione per la Pro Patria. Dicevo dell'assetto tattico perché per un attimo era cambiato, con Camisa che si era scambiato posizione con Gentili, adesso Gentili è tornato sulla sua fascia destra, l'inquadratura per il mister biancorosso, il capitano Giovanni Lopez. E andiamo a rivedere la conclusione della distanza, sballata di Gabbianelli, lontano dai pali difesi da Ravaglia. Immagini di nuovo in diretta con Delia, la rimessa laterale per i biancorossi. Vicenza, lo ricordo, con un uomo in meno, espulso Giacomo Tulli al 12° minuto del secondo tempo. Il punteggio ancora di 0-0 al Carlo Speroni di Busto Arsizio. Castiglia, un doppio rimpallo, un triplo rimpallo. Castiglia poi prova un tiro impossibile con il sinistro. Conclusione assolutamente velleitaria e lontano dai pali. De Biasi lungo a cercare Siega, si fa vedere Andreoni in fascia, viene servito adesso da Gabbianelli. Spanò ancora per il proprio portiere, ricomincia dalla linea difensiva l'azione della Pro. Qualche mugugno del pubblico, alla fine Jadid va a riprendersi il pallone. Giacomelli, Castiglia, il pallone è ancora troppo lungo per Jadid, lo deve prolungare su Cinelli. Jadid, 2 uomini su di lui, riesce a toccare su Cinelli, largo per Gentili, può andare al cross, c'è Maritato al centro, Gentili avanza, Gentili guadagna quasi il fondo, Gentili viene tallonato e contrastato da 2 avversari, alla fine libera la difesa della Pro Patria e fa ripartire con Gabbianelli l'azione di Mella, si trascina però il pallone fuori. Vicenza che riesce comunque a restare presente nella metacampo della Pro Patria pur con un uomo in meno. Bella giocata di Gabbianelli che va a subire fallo da Jadid, punizione, gesto d'intesa fra i due, non c'è cattiveria nell'intervento di Jadid, punizione, si stanno scaldando Elasni e anche Padovan nelle file del Vicenza. Calzi, centrale il pallone su Gabbianelli, lascia scorrere Murolo ma commette fallo, punizione per la Pro Patria. Squadra, l'ha detto anche Giancarlo Tamiozzo nel corso dell'intervallo, l'abbiamo vista al Menti, una squadra dotata di buoni fondamentali tecnici, fisicamente rocciosa. Resta da capire comunque perché sia al quart'ultimo posto, evidentemente qualche limite importante ce l'ha. Calzi, alla lunga a cercare Tonon che è in fuorigioco. Punizione allora per i biancorossi, abbiamo toccato il 22° minuto e noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
Siete tornati al Carlo Speroni, 0-0 tra Pro Patria e Vicenza. Partita che prosegue sui binari del primo tempo, ovvero non ci sono emozioni, ma il Vicenza è in 10 uomini per l'espulsione di Tulli. Viene avanti Delia, devono raddoppiare gli sforzi ovviamente i giocatori biancorossi. Delia si trascina il pallone fuori, rimessa in favore della Pro Patria che non ha ancora effettuato cambi. Nel Vicenza è entrato Cinelli ad inizio secondo tempo in sostituzione di Sbrissa. Lottano Camisa e Moscati, c'è il fallo di Camisa, giudizio del guardalinee, lo segnala all'arbitro, punizione per la Pro. Vicenza che adesso è al quarto posto, superato dalla Cremonese che sta vincendo per 1-0 a Lumezzane. Punizione battuta da Calzi, libera la difesa. Giacomelli cerca di far partire Maritato che è isolatissimo in mezzo a un nugolo di avversari, deve far salire la squadra. Maritato lotta ma perde il pallone. Mignanelli, uno dei migliori senz'altro, lo ripeto, dei suoi, cross verso il centro, intercettato da Cinelli che va a rilancio lungo, ma lì Maritato può fare davvero poco, circondato da avversari. Colpo di testa di Camisa a chiudere Siega. Si impossessa del pallone Jadid che combatte, tocca a lui per ultimo, si trascina la sfera fuori, rimessa per Gabbianelli, pallone buono per Mignanelli. Mignanelli va al cross sbagliando completamente tempo e battuta, e adesso sostituzione alle fila della Pro Patria. Esce il numero 9 Moscati che davvero si è visto pochissimo. Al 25esimo Moscati lascia il posto a Chiodini, un ragazzo del 1992, attaccante, quindi non cambia l'assetto tattico della squadra di Colleoni. Entra Chiodini in sostituzione di Moscati. Giovanni Lopez ancora studia la situazione. Gli applausi del pubblico di casa per Filippo Moscati. Ravaglia, Maritato di testa a prolungare in direzione di Cinelli. Giacomelli controlla il pallone, serve Delia che ovviamente è in inferiorità numerica, sta cercando di proporsi con maggiore insistenza in avanti, recupera il pallone Jadid. Giacomelli in area, Giacomelli manca l'ultimo dribbling in area di rigore, altrimenti sarebbe stato in porta. Parte il contropiede di Chiodini, il nuovo entrato, termina a terra Chiodini, contrastato da Camisa. Tonon, largo Tonon per la giocata di Gabbianelli, spera che termina fuori, messa fuori da Delia. Vicenza che rientra velocemente sulla linea difensiva, batte Andreoni. Gabbianelli pensa al tiro, conclusione ribattuta da Castiglia. Calzi, largo su Andreoni, il contrasto vittorioso con Giacomelli. Ancora Chiodini, si prende il pallone Chiodini, si gira tutto mancino adesso, il tocco di Mella, largo, avanza Mignanelli ancora, libera Murolo, cerca la Pro Patria di venire in avanti con l'azione adesso interrotta da Calzi che mette fuori perché c'è un giocatore biancorosso a terra, si tratta di Camisa. Dicevo che adesso era una fase davvero molto difficile per il Vicenza, con la Pro Patria che insisteva con questa folata offensiva. Giacomelli va a parlare con la panchina mentre si riprende senza particolari problemi il giocatore biancorosso che era terminato a terra. Si trattava di Castiglia e non di Camisa. La rimessa viene restituita ovviamente alla Pro Patria. Un'occhiata nuovamente al cronometro, 27esimo della ripresa, 0-0 tra Pro Patria e Vicenza. Camisa di testa, c'è intervento in gioco pericoloso da parte di Chiodini, punizione per i biancorossi, ancora a terra Camisa che ha preso una scarpata in faccia, mentre Giacomelli parlotta con Lopez che adesso sembra voler operare un cambio, ha chiesto di scaldarsi con più intensità, mi pare a Elasni. Ravaglia a rilancio lungo,
Di testa la prende De Biasi. Calzi in avanti a cercare Chiodini, anticipato di testa da Camisa, poi la gira a Castiglia. Vicenza che sembra risentire dell'uomo in meno in questa fase di gioco, sta abbastanza rintanato nella propria metà campo l'11 di Giovanni Lopez, con la Pro Patria che prova a venire in avanti, per la verità senza eccessiva convinzione. Andreoni all'indietro per Calzi, allarga il gioco Calzi servendo Siega, scala su di lui Gentili, Siega, dribbling su Gentili, cross di Siega, pallone toccato di testa da Delia e messo sul fondo. Sesto calcio d'angolo, vediamo se il pallone è terminato in calcio d'angolo. No, in fallo laterale. Ancora Calzi, gestisce il pallone Chiodini, si gira Tonon per Calzi, siamo sempre in un fazzoletto di terreno. La Pro Patria prova ad uscirne adesso chiamando l'ultimo baluardo difensivo De Biasi, che allunga su Mignanelli. Adesso tutto il Vicenza a difesa dei propri 16 metri. Gentili puntato ancora da Siega, pallone controllato da Jadid che lo deve rovesciare però alla cieca, trovando in qualche modo Maritato. Spanò, prendono coraggio anche tifosi di casa. Calzi, momento difficile per il Vicenza. Gabbianelli, avanza Gabbianelli, allarga su Siega, errore di Gabbianelli e palla in fallo laterale. Si sentono anche i tifosi biancorossi in una gara che si è complicata ancora di più dopo l'uscita dal campo di Tulli per doppia ammonizione. Calzi, il controllo di Siega con le imprecisioni, gli errori di controllo che veramente in questa partita l'hanno fatta da padrone. Gentile al rilancio, Maritato fa quello che può, tiene vivo un pallone orchestrato da Cinelli. Jadid, c'è libero Giacomelli in fascia, Castiglia allarga su Delia, il Vicenza attacca adesso sulla sinistra. Delia per Giacomelli, cerca di girarla, c'è il pallone che è già terminato fuori a giudizio del guardaline. Rimessa laterale. Andreoni all'indietro per Spanò. Gabbianelli allarga su Mignanelli, pallone per Siega, Camisa in tribuna come è giusto che sia in queste fasi. Mignanelli alla rimessa in gioco. Calzi, Spanò, Andreoni, Spanò, palla lunga a cercare Chiodini, sta tuffandosi con buona frequenza questo Chiodini. Appena arriva vicino al pallone direi può avere un futuro anche in qualche altra disciplina che presupponga l'utilizzo di una vasca. Perdonatemi la battuta, in una partita sicuramente non bellissima, diciamolo così con un eufemismo, ma Chiodini si è fatto notare più per i suoi voli che per altro. Fortunatamente per i biancorossi abbiamo toccato il minuto numero 32 del secondo tempo. Il punteggio è sempre di 0-0. Adesso c'era un fallo su Delia, l'ha rimessa in gioco, ma c'era calcio di punizione per un arbitraggio che non mi ha convinto ad iniziare dall'espulsione di Tulli. L'episodio sicuramente che in qualche modo ha dato una svolta alla partita, perché il Vicenza in inferiorità numerica ha dovuto ancora di più rinunciare a proporsi in avanti, ma per il resto la gestione proprio del fischietto di Pordenone lontano a mio giudizio dalla sufficienza. Jadid, Gentili a dare il pallone a Giacomelli che è in offside. Tanti fuorigioco per i biancorossi, tanti, davvero troppi per una squadra che non è riuscita a trovare le misure alla retroguardia Bustocca. Spanò, pallone lungo, c'è il fallo di Chiodini su Camisa.
Attenzione perché il Como è passato a Vercelli, 1-0 per il Como sulla Pro Vercelli. Como che vince a Vercelli, allora Pro Vercelli che resta a 38 e Vicenza che a questo punto arriva a 2 punti dalla seconda della classe. Cremonese 37, Pro Vercelli 38, Vicenza 36. Entra nel Vicenza Anaclerio in sostituzione di Giacomelli, e con questa mossa credo che Lopez voglia far capire, con Anaclerio che è un difensore ovviamente e prende il posto di un attaccante, Giacomelli, credo voglia far capire che a questo punto un pareggio può essere anche un risultato positivo. Mella nelle fila della Pro Patria lascia il posto a Giorno che è un attaccante, anche lui un 92. Sono entrati 2 attaccanti nelle fila della Pro Patria. È chiaro invece che Colleoni voglia cercare di vincerla in superiorità numerica questa partita. Ogni tanto la tracotanza, l'idea di voler far troppo può giocare brutti scherzi agli allenatori. Un Vicenza che teoricamente si copre, ma che potrebbe anche non rinunciare a rendersi pericoloso. Lo fa adesso con Jadid. Delia, buona la palla per Jadid che in posizione regolare, con il sinistro il pallone gli rimbalza malissimo davanti, velo di Cinelli, deve liberare Calzi, ultimo tocco da parte di Chiodini, rimessa per i biancorossi. Ci sono 10 minuti di gioco ancora in questa partita per sbloccare il risultato. Vicenza in 10 uomini, 0-0 con la Pro Patria. Cinelli di testa, eccolo il nuovo entrato che prende un colpo durissimo da parte di Anaclerio, che va a rifilargli una manata molto molto rischiosa ai limiti del rosso. L'intervento di Anaclerio che ha commesso un'entrata durissima su Giorno, ammonito Anaclerio che è entrato davvero, non so se avremo l'opportunità di rivedere, ma così vista dal vivo è sembrata una manata abbastanza gratuita, quella del nuovo entrato biancorosso. Rivediamo, questo altro che arancione, questo al di là di ogni partigianeria, ma è un intervento da rosso diretto. Guardate Anaclerio come entra, inspiegabile. Intervento di Anaclerio letteralmente graziato dall'arbitro, buon per il Vicenza, ma dobbiamo essere onesti e dire che a parti invertite ci saremmo scandalizzati, perché per un provvedimento analogo il lancio di Calzi, esce Ravaglia e appoggia su Jadid, che a mio giudizio è stato uno dei più positivi dei biancorossi. Pallone lungo a cercare Maritato, ancora a bordo campo il giocatore della Pro Patria, quindi situazione di parità numerica per il momento. Perde sangue dal naso il giocatore della Pro, 10 contro 10 adesso. Calzi, Spanò, ancora il capitano della Pro Patria Calzi, Tonon, Delia, intervento irregolare di Delia, punizione. Pronto a rientrare in campo Giorno, che è entrato in contemporanea ad Anaclerio ed è subito stato, diciamo così, battezzato dal difensore biancorosso. Camisa in copertura su Tonon, si lascia cadere Tonon, ma c'è fallo di Camisa a giudizio del guardaline, punizione in favore della Pro Patria. Sarà un finale di sofferenza per il Vicenza, con mister Colleoni che ha fatto entrare 2 punte, Giorno e Chiodini. Nel Vicenza sono entrati Cinelli ad inizio ripresa e Anaclerio, con la squadra ridotta in 10 dopo l'espulsione di Tulli. La punizione è affidata a Gabbianelli e con la battuta di Gabbianelli tocca di testa Camisa all'indietro, sarà calcio d'angolo, sesto corner in favore della Pro Patria, che cerca in questi minuti finali di vincere la partita. Va alla battuta Giorno, con il destro Giorno
Ecco il corner per la Pro Patria, pallone pericoloso, lo colpisce di testa Tonon, alto sopra la trasversale. Ha staccato il numero 8 della Pro. Pallone sopra la traversa, un pericolo per la squadra biancorossa in questo finale di sofferenza e di inferiorità numerica. Pronto Ravaglia al rilancio. Pallone controllato adesso da Giorno, palla lunga a cercare lo scatto da parte di Chiodini che termina a terra. La chiusura di Camisa, vediamo l'arbitro, giallo su Camisa, giallo per Camisa. Attenzione, l'avevo detto prima, Camisa era diffidato e salta l'Albino Leffe. Ha ammonito anche Camisa, oltre a Tulli mancherà anche Camisa. E punizione per la Pro Patria, fallo di Camisa su Giorno. Punizione pericolosa per la Pro Patria. 39 minuti, 3 secondi e attenzione alla punizione per la Pro Patria. Ci va Calzi con il destro. I 10 biancorossi sono tutti in area di rigore, tutta la Pro Patria sale. Calzi alla battuta, momento decisivo della partita, con il Vicenza costretto a difendersi su questa pericolosa punizione per la Pro Patria. 0-0 il risultato, Vicenza in 10 e Calzi con il destro a fare paura dalle parti di Ravaglia. Da lì può andare al tiro Calzi, ecco la conclusione, rete di Calzi. Pro Patria in vantaggio, Ravaglia immobile e la Pro Patria si porta in vantaggio con Calzi. Esplode lo stadio Speroni. 1-0 per la Pro Patria. La punizione pericolosissima procurata da Camisa e Calzi va a segnare. E abbiamo appena rivisto Ravaglia immobile e Calzi che gonfia la rete. E adesso, a meno di 5 minuti dal termine, con il Vicenza sotto di un uomo, si fa davvero molto molto dura. Entra in campo la carta della disperazione di Lopez, Padovan in sostituzione di Delia. Padovan per Delia al 41esimo. Padovan per Delia. 1-0 a Busto Arsizio, decide Calzi con un calcio di punizione che ha sorpreso Ravaglia. Eccolo Padovan che prende il suo primo pallone, fermato da Spanò. Sono gli ultimi minuti di gioco e il Vicenza deve rischiare il tutto per tutto. Ovviamente la Pro Patria adesso farà girare il pallone controllato da Giorno, si porta vicino alla bandierina, fermato da Camisa, rimessa laterale per il Vicenza. Rimessa laterale per il Vicenza. Ci va Gentili a cercare Maritato, respinge la difesa. Ecco Anaclerio, il pallone lungo di Anaclerio. Adesso ovviamente si cerca il tutto per tutto con i palloni calciati in avanti. Anaclerio va in chiusura, riesce a superare Chiodini. Camisa, palla lunga di Camisa direttamente in fallo laterale, non riesce a trovare Cinelli. Il pallone lanciato lungo da Gabbianelli, chiude Ravaglia e cede ad Anaclerio. Anaclerio su Camisa. Bisogna accelerare i tempi perché il cronometro scorre impietoso. 42-30, c'è il fallo su Murolo, calcio di punizione giallo per Siega. Ammonito Siega, poco conta per il Vicenza.
Ravaglia che deve andare a lanciare le 2 punte del Vicenza. Maritato e Padovan, avanzano anche Cinelli e Castiglia. Adesso ovviamente sono saltati tutti gli schemi per il Vicenza, si tratta solo di cercare di calciare un pallone al limite dell'area di rigore e trovare fortuna. Padovan non tiene la sfera, chiude Camisa su Chiodini, il pallone è riconquistato da Giorno, avanza Giorno, c'è Chiodini libero, fuori gioco per Chiodini che poi va alla conclusione, ma il gioco era fermo. 43-20, 1 minuto e 40, poi ci sarà solo recupero, almeno 3 minuti di recupero. Anaclerio, lancio lungo, Padovan cerca di colpirla di testa ma il Vicenza non riesce ad alzarsi. Mignanelli al lancio lungo, il controllo di Giorno e Chiodini che hanno avuto un ottimo impatto sulla partita. Ancora Chiodini con il sinistro, poi con il destro, Chiodini ancora, fermato da Murolo. Chiodini trattiene il pallone, punizione per il Vicenza, battuta adesso Camisa, avanza Gentili, Jadid, sono in 3 biancorossi contro 6 della Pro Patria. Adesso rientra tutta la formazione di Busto Arsizio e si fa davvero dura per il Vicenza attaccare in netta inferiorità numerica. Mignanelli, pochi hanno seguito l'azione, Mignanelli con il destro, palla lunga a guadagnare secondi, siamo entrati nell'ultimo giro di orologio, Pro Patria 1 Vicenza 0. Jadid alza la testa, cerca di non sprecare il pallone, lo lancia dove c'è Maritato che controlla di testa, spazza via Mignanelli, intervento di Murolo, il tocco su Anaclerio centralmente per Jadid lungo a cercare lo scatto da parte di Maritato, fermato Maritato, il pallone arriva direttamente tra le braccia del portiere. Importante se la vedere il recupero per capire se il Vicenza potrà avere almeno un'altra occasione da gol. Anaclerio, Padovan di testa, subisce anche un contatto. Cinelli, sono 3 minuti di recupero. Maritato, c'è un giocatore della Pro Patria a terra, Maritato non ferma l'azione, l'ultima carambola è addosso a Maritato, poi controllo di Gabbianelli che spazza via dove c'è Jadid in avanti al limite dell'area, Cinelli, Padovan, Cinelli conclude, ha pareggiato Cinelli, incredibile, in 11 contro 10 Cinelli ha messo nel sacco il suo secondo gol stagionale dopo 1 minuto di recupero. Cinelli buca Feola, un pareggio insperato, un pareggio incredibile con l'uomo della Pro Patria a terra, ma la Pro Patria aveva continuato a giocare, hanno fatto bene i biancorossi a non buttarla fuori, lo diciamo sempre, se l'arbitro non interrompe si continua, resta a terra il giocatore della Pro Patria, incredibile, impossibile, ma il Vicenza ce l'ha fatta. 1-1 di Cinelli con il sinistro, rivediamolo dal limite dell'area, Cinelli gonfia la rete, 1-1 il gol di Cinelli, 1-1 al 46esimo, l'abbiamo rivisto ancora una volta, è rimasto a terra il giocatore della Pro Patria con la maglia numero 5 Spanò. 1-1 di Cinelli, incredibile davvero, il Vicenza va a 36 punti dopo che era già scoccato il 90esimo. Padovan decisivo con Maritato a gestire quel pallone e poi Cinelli che ha trovato il buco. 1-1 e adesso se ne va a bordo campo dopo il colpo di Spanò ha preso un colpo, adesso 10 contro 10 perché Spanò è pronto a rientrare, vedremo se ci sarà ovviamente un extra time perché si è giocato pochissimo in questo recupero. Murolo, Padovan nella partita più difficile, nella situazione più impossibile il Vicenza ha trovato il pareggio, è un punto a questo punto oltre che insperato, è un punto fondamentale per il Vicenza, oltre che per la classifica, anche moralmente tornare con una sconfitta da Busto sarebbe stata molto dura, nonostante l'espulsione. È arrivato il gol di Cinelli, sta per scadere il 48esimo, vedremo se l'arbitro assegnerà ancora
del recupero, lancio lungo, Chiodini di testa, si aiuta, calcio di punizione per il Vicenza. Vediamo un'altra segnalazione, c'è ancora un minuto, ci sono 55 secondi da giocare. Cinelli ha pareggiato il gol su calcio di punizione di Calzi. Pronto alla ripresa del gioco Ravaglia. Il lancio lungo a cercare Maritato, controlla Maritato, ma non può tenere in campo il pallone. Rimessa laterale, Vicenza che viene superato dalla Cremonese, la Provercelli tra l'altro ha pareggiato. Adesso la situazione in classifica di Centella 44, Provercelli 39, Cremonese 37, Vicenza 36. Sale a 8 punti la distanza dall'Entella, perché sta per arrivare il fischio finale dell'arbitro al Carlo Speroni di Busto Arsizio. Il Vicenza trova un punto assolutamente insperato dopo il gol di Calzi per la formazione di casa al 40° della ripresa. Riesce a pareggiare Cinelli al 46° con una conclusione di sinistro. È un 1-1 che alla fine di tutto può lasciare soddisfatti i tifosi, i giocatori biancorossi. La squadra scende più che sale a 8 punti dalla prima. Andiamo ad inquadrare, chiedo a Ezio Copiello di inquadrare i giocatori biancorossi che si stringono le mani, si chiudono nel cerchio, perché effettivamente il punto che è arrivato è un punto assolutamente disperato, e anche i tifosi del Vicenza che adesso si stanno assiepando sulla della curva di loro competenza vanno a chiedere il saluto dei loro giocatori. È un risultato che viene salutato anche dagli applausi del pubblico di casa. Guardate come si stanno assiepando i tifosi biancorossi a bordo campo. Verranno raggiunti dai giocatori di Lopez che, va detto, nonostante l'espulsione, a mio giudizio, lo ripeto, assolutamente ingiusta, sono riusciti a raddrizzare una partita su cui sinceramente nessuno avrebbe scommesso un euro dopo aver subito un gol al 40° della ripresa in inferiorità numerica. Eccolo qui, lo rivediamo, il gol di Cinelli con la rete gonfia e l'esplosione del pubblico biancorosso, e qui il saluto dei tifosi del Vicenza, gli applausi per una squadra che ha sofferto, ha saputo soffrire e alla fine porta a casa un punto che la tiene in corsa per queste ultime 8 gare di campionato. Grazie per essere stati con noi. Adesso si ferma a parlare con i tifosi anche Padovan. Grazie per essere stati con noi qui per questa nostra diretta su TV Vicenza. Vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 21 con Rigorosamente Calcio, rigorosamente in diretta dallo stadio Speroni di Busto Arsizio. È tutto. Grazie da Francesco Formaggio e ci risentiamo domani sera alle 21. È tutto per questa cronaca da Busto Arsizio. Ci risentiamo per la prossima gara interna del Vicenza allo Stadio Menti domenica contro l'Albino Leffe. Grazie, restate in ascolto con TV Vicenza.